volta ad accusarlo è un suo ex collaboratore. Si torna ad accostare il nome di Milo Đukanović, attuale premier del Montenegro, al contrabbando di sigarette. In questo caso a fare rivelazioni è il suo ex collaboratore Ratko Knežević, che ha rilasciato nei giorni scorsi un'intervista a un quotidiano montenegrino. Secondo quanto affermato da Knežević, Đukanović avrebbe stretto fitti rapporti con la mafia italiana, in particolare quella pugliese, e con la mafia serba per il contrabbando internazionale di sigarette. Questo dopo l'inizio dell'embargo in Jugoslavia, quando il traffico di sigarette era diventato un vero e proprio affare di Stato. Đukanović è diventato così il principale esponente del contrabbando? Niente di nuovo, secondo quanto afferma Knežević. Il ruolo del premier montenegrino nel traffico di sigarette sarebbe già ampiamente documentato nelle indagini della Procura di Bari, condotte dal sostituto procuratore antimafia Giuseppe Scelsi. A sorprendere il fatto che per la prima volta queste rivelazioni provengono da un ex uomo di fiducia di Đukanović, che si è detto preoccupato per la propria incolumità. La preoccupazione di Knežević nasce dall'uccisione del giornalista croato Ivo Pukanić, morto a causa di un attentato dinamitardo nell'ottobre del 2008 a Zagabria. Secondo l'ex collaboratore di Đukanović, dietro l'attentato che è costato la vita di Pukanić ci sarebbe il cartello delle sigarette, lo stesso impero gestito dal premier montenegrino.